Amici di Sportisidi, buongiorno, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida tra Athletic Club Palermo e Team Calcio Under 14 regionale girone B, che vede scendere in campo proprio le due squadre che al momento sono sul rettangolo di gioco. Una sfida tanto importante e noi partiamo come sempre dalle statistiche, perché come diciamo ogni partita, le statistiche è vero, non sono una legge, non è un qualcosa di scritto, però può darci delle informazioni sicuramente tanto importanti e dunque vale sempre la pena iniziare da queste. E infatti ciò che noi leggiamo è che la Club Palermo è al quinto posto con 18 punti in questo momento, non un bottino negativo, anzi tutt'altro, con 21 gol fatti e 8 gol subiti. Infatti questo dato, quello dei gol subiti, è credo quello più interessante da sottolineare, perché è una squadra che non subisce molti gol e si sa, insomma, partire con una buona difesa serve anche poi a fare dei gol, perché avere solidità dietro ti porta chiaramente, come se fosse tutto un'unica catena, a segnare in attacco. Nel frattempo sottolineiamo anche le statistiche del team calcio. Sono pochi in distinta oggi, perché a parte gli 11 titoli vediamo soltanto 4 in panchina, quindi forse già questo potrebbe essere effettivamente uno dei temi del match. È una squadra che al momento si trova con soltanto 6 punti in classifica, 10° posto, e i dati sono di 6 gol fatti e 16 subiti. Difatti si tratta del peggior attacco del campionato. La potenza difensiva non è male in realtà, perché 16 gol subiti non sono tantissimi, forse è un po' il dato offensivo un po' più preoccupante, però insomma stiamo parlando sempre di categorie under 14, bisogna sicuramente partire da qui per poi fare la differenza anche nelle categorie di under 15, under 16, under 17 e così via, fino noi ci auguriamo chiaramente di vedere tutti questi ragazzi nelle prime squadre. Nel frattempo si sistema già il team calcio con questo tridente formato da Abbasta, poi dovrebbe trattarsi di Lisciandro e Ribaudo, dovrebbe essere questo il tridente, anche se in realtà adesso è Montalbano a mettersi un po' più laterale. Per l'Atletica invece è uno schieramento un po' più semplice da intuire. Vediamo infatti in porta Consolo, a destra Marco Bertucci, a sinistra Gabriele Falsetti, davanti la difesa Livigni con i centrali Milic e Liga, poi centrocampo la Colla Parlavecchio. Tanto comincia anche il match, dunque comincia la sfida da di Club Palermo e Team Calcio, con subito il pressing alto da parte dell'Athletic, con immediatamente il break da parte di Livigni, che era uscito anche molto bene qui a rubare il pallone, poi non l'ha tenuto. Poi Bertucci ha fatto una verticale un po' complicata. Dicevamo, continuando le formazioni, la Colla per la Vecchio, per l'attacco De Simone, Mereu e Salvatore Iraci. Questa è insomma la formazione di Club Palermo, che questa mattina scende in campo al meraviglioso impianto sportivo del velodromo, sempre molto bello. Un campo, come diciamo ogni volta che siamo qui, è un campo da categorie superiori, ma effettivamente, sapendo che ci gioca l'Atletic Club Palermo in prima squadra che milita in Serie D con grandissimi risultati, credo sia veramente ottimo. Bertucci, bel traversone dentro, non arriva di testa a deviarla per un pizzico Iraci, ma che bella palla qui di Bertucci, l'ha effettivamente messa benissimo, con un traversone a metà tra la difesa e il portiere. Infatti la Barbera non sapeva se uscire o meno. Iraci ci è arrivato forse spizzandolo un po' di testa, non è bastato, però insomma è un Athletic che parte sicuramente forte. Ribaudo cerca di lottare in mezzo a due, non ne riesce. Poi ancora una volta Bertucci lotta sulla linea di fondo, chiama la palla, infatti la riceve Livigni. Bertucci ancora, Milic, il capitano dell'Athletic, poi Liga da Falsetti immediatamente, non vuole perdere tempo, si gioca tanto sulle verticali, poi allontana come può Sireci, poi Liga calcola i rimbalzi, sembrava quasi potesse accontentarsi, invece no, va dietro da Consolo. Milic, è un team calcio che sembra pressare veramente tanto alto, almeno in questi primi minuti. Parla Vecchio, scarica su Bertucci, prova l'inserimento di La Colla, ma palla che viene fermata da un buon Sireci, poi viene allontanato il pallone, cerca di girarsi, invece così come può Abbasta non riesce ancora a traversone dentro verso Mereu,
anzi verso De Simone, chiedo scusa, viene fermato all'ultimo. Ancora una volta Bertucci ha messo un altro pallone interessante al centro, ma non è stato, diciamo, fortunato ancora una volta, forse anche un po' il vento non lo ha aiutato in questa circostanza, ma mi riesce a mettere una pezza gigantesca con la Barbera che chiaramente si accontenta. Bisogna capire anche un po' come è schierato il team calcio, perché vediamo sicuramente un giocatore molto molto indietro, che è Andrea Calabria, quasi una difesa a 5 probabilmente con i due esterni. Intanto Parlavecchio fa una gran giocata, Iraci la controlla, bel dribbling di Iraci che entra dentro, salta tutti Iraci, ancora Iraci calcia e la palla va fuori, esterno alla rete, ma quando Iraci si mette quel pallone tra i piedi è sempre un pericolo, lo ha dimostrato in questi 3 minuti, bel dribbling in mezzo a due. Ed è quindi rimessa al fondo con Giuseppe La Barbera pronto a battere. Dicevamo quindi questa formazione del team calcio sembra sì una difesa a 5, perché vediamo largo sicuramente Savoca, Cesarini interno insieme a Sireci e Calabria, quindi dovrebbe essere sì una difesa a 5. Mezzo al campo gioca di Lisciandro, Ribaudo è un po' lasciato. La giocata qui da parte di questi Cesarini, poi non rischia nulla, rimessa laterale per il team calcio. Palla in verticale, veloce, ci può arrivare, lo fa De Simone, però la palla prende un rimbalzo leggermente complicato e dunque palla rimessa al fondo, diciamo. Quindi Savoca sicuramente sta giocando come laterale mancino, poi vediamo Marino, Calabria e Sireci come centrali. A centrocampo di Lisciandro con la 17 al momento è in marcatura su Livigni, molto largo invece Abbasta con la 13, e anche Cesarini dovrebbe giocare come se come centrocampista centrale o come esterno. Sembra quasi un 5-4-1 quello del team calcio al momento, con il solo Ribaudo in avanti, però deve battagliare con Liga e Milic, insomma non un duello facile. Intanto cerca di prendere posizione di Simone, viene fermato da un buon lavoro difensivo. Poi Falsetti saggiamente decide di lasciare scorrere il pallone fuori. Falsetti ancora, alza il pallone, rimbalzo di Calabria, bravo qui a non farsi superare dal pallone. Cesarini la controlla, poi cerca una palla in verticale verso la velocità di Montalbano, che dunque ecco il cambio, quello che non riusciamo a capire forse dal punto di vista tattico, è Montalbano a fare l'esterno, mentre invece Cesarini gioca in mezzo al campo insieme a Di Lisciandro, per completare un po' il modulo del team calcio, che dovrebbe essere un 5-4-1. Di Lisciandro perde il pallone, poi ancora una volta lotta, Parlavecchio esce anche bene, Mereu si complica tanto la vita, poi Falsetti, palla che si impenna, Liga, poi Marino va forte su questo pallone, c'è tanta confusione adesso in campo. Di Lisciandro va dietro, la mette soltanto in difficoltà i compagni perché Iraci è molto più veloce, prende il pallone, Iraci cerca un tocco con il mancino, era un passaggio nei confronti di De Simone, non è riuscito. Iraci ancora la prende, la riconquista, scambia con Mereu, Iraci ancora rientra, salta sempre tutti, poi traversone dentro, non arriva la deviazione da parte proprio di De Simone. È una bella palla questa ancora una volta, quella messa in mezzo da Salvatore Iraci, che sta effettivamente giocando tanto tanto bene, è andato vicino al gol già in 2 occasioni, prima con un colpo di testa su un bel cross di Bertucci, poi invece su una giocata solitaria rientrando sul destro. Insomma, in 7 minuti Iraci ha fatto vedere tante tante cose, chissà che non sia lui a sbloccare il match o comunque a entrare quantomeno nel tabellino. Sembra essere abbastanza in palla oggi. Palla lunga intanto con il rimbalzo e viene calcolato bene da parte di Liga, testa di Iraci, poi Falsetti nuovamente per l'11, poi mette una pezza come può, in questo caso Castelli, che sta giocando come laterale di destra, terzino o fluidificante, insomma, perché più che altro una difesa a 5 quella oggi schierata dal tecnico.
tempo la Barbera va a lungo, 7 minuti di gioco, partita divertente, non si è però ancora sbloccata, vediamo quando lo farà. Cesarini di testa lunga, di Lisciandro lotta di testa ma non riesce, arriva Falsetti, calza il pallone a campanile, poi arriva a Bertucci, mette giù bene adesso la Colla, che può partire la Colla, c'è la sovrapposizione da parte del compagno, non lo serve, va lui centralmente, scambia con il compagno, poi il tacco da parte di Simone che poteva fare secondo me molto poco qui, ho provato a controllarla un po' al massimo, ma effettivamente sembrava veramente complicato. La Colla credo dovesse giocarsela meglio qui questa azione. Pressione di Raci, bel dribbling da parte di Sireci, alla lunga, Ribaudo vuole lottare ma non riesce con Liga, parla Vecchio, guarda la porta, potrebbe anche provarci, poi scarica sulla Colla che invece cerca una palla dentro per De Simone, la traversa, frena il vantaggio dell'Athletic Club Palermo, bellissima palla qui di la Colla, sembrava potesse tirare in porta ma invece ha cercato un assist sul compagno. De Simone si è inserito benissimo, solo sfortuna. La Colla ancora una volta in mezzo a due, questa volta forse non ci arriva e infatti non ci arriva. Azione importantissima per l'Athletic, è andata vicinissima più che mai a questo vantaggio che sarebbe stato anche meritato, perché effettivamente l'occasione da gol c'è stata. La Barbera va lungo, in testa alla Colla, poi Calabria potrebbe prendere, non ci arriva, così scivola. Falsetti scambia con Iraci, tutto favorisce l'inserimento di Mereo che cerca anche la porta, la Barbera smorza come può e poi palla allontanata da Calabria, un assedio da parte dell'Athletic Club Palermo che oggi sa bene che vincere in questo momento potrebbe significare tantissimo. La classifica effettivamente parla chiaro, 18 punti in classifica, arrivare a quota 21 sarebbe un grande risultato. La partita oggi chiaramente è possibile da vincere, guardando anche un po' le statistiche, il Team Calcio a quota 6 punti, però non bisogna mai sottovalutare nessuno, questo è chiaro, ma al momento l'Atletic sta dominando in questi primi 10 minuti di gioco, andando vicinissimo al vantaggio in più di occasione. Bertucci, bel traversone ancora dentro, poi arriva con i pugni la Barbera, la tocca a Mereu ancora, palla che favorisce Iraci, la controlla, cerca di farlo in mezzo a tre maglie, Mereu ancora con il destro cerca di costruirsela, poi appoggia la Colla, piattone, forse non bellissimo da parte del numero 7, ma ancora una volta Atletic continua a fare bene, continua ad attaccare, continua soprattutto a spingere e a cercare il vantaggio. Mister Sanfilippo sicuramente vuole che la sua squadra la sblocchi il prima possibile. Chiaramente Team Calcio sta effettivamente dimostrando quello che avevamo anche detto nella statistica iniziale, ovvero è una squadra che non ha subito molti gol, 16 gol non sono tanti, e infatti sta anche difendendo bene, sta cercando di soffrire, però bisogna soffrire ma poi anche attaccare, forse è quello che un po' sta mancando alla squadra in maglia verde oggi. Cesarini la sporca un attimo, poi rimane anche giù, si continua, vediamo, no, gioco che viene fermato, è rimasto a terra Cesarini, cioè vorremmo che sia, anzi no, si tratta di Montalbano, cioè credo sia tutto ok per il piccolo numero 7, sì, si è rialzato insomma, tutto tranquillo. Nel frattempo palla che era dell'Athletic Club Palermo, quindi credo che verrà giocata lì, forse anche dietro, infatti è così. Livigni prende il pallone, cerca di gestirla, Bertucci, se fa uno dei suoi cross, cerca questa volta la giocata corta, la Colla può crossare, lo fa adesso sul primo palo, palla brutta però. Nel frattempo tecnico, sentite il tecnico anche del Team Calcio rimproverare un po' Savoca dicendo quella marcatura è tua, non devi dargli troppo spazio per poter crossare. Probabilmente la Colla ha avuto effettivamente un po' troppa gestione della palla. Savoca qui molto bravo, palla comunque riconquistata da Livigni che può avanzare, allarga il gioco. Bertucci, c'è spazio per poter puntare la difesa, cerca un passaggio anche scivolato da parte di Savoca e poi traverso di la Colla. E Savoca da quando effettivamente è stato anche un pizzico
rimproverato dal tecnico, ha fatto 2 buone chiusure, cercando comunque di infastidire effettivamente i suoi diretti avversari, prima anticipando la colla, poi in scivata su Bertucci. Insomma, si è un po' ripreso. Montalbano, forse tocco con il braccio, infatti è così. Il controllo del set è stato viziato da un intervento irregolare, difatti calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo, che batte subito, non vuole perdere tempo. Falsetti fermato, poi c'è stato forse uno sgambetto, infatti è così, calcio di punizione, si fischia tanto, il Vittorio Gara non lascia correre, poteva forse lasciare continuare, perché credo che il giocatore del team calcio stesse arrivando ad aiutarlo, doveva essere, se non sbaglio, Cesarini ad aiutare il compagno. Insomma, calcio di punizione, gioco fermo, e dunque minuto 13 di gioco, partita molto divertente con più di un'occasione già commentata. Sarà calcio di punizione quindi con la Barbera che va a lungo. Livigni la svirgola un po', palla che mette un po' in difficoltà Falsetti, riesce comunque con astuzia a farla sbattere addosso alla coscia di Montalbano. Sta spingendo poco Falsetti da quel lato, un po' di più sicuramente Bertucci, che sulla destra già più volte ha fatto vedere diversi traversoni molto interessanti, un po' di meno invece Falsetti, che sta un po' pensando maggiormente alla fase difensiva, forse perché comunque da quella parte lì davanti c'è Iraci che spinge tanto, quindi forse anche per una questione di equilibrio. Bertucci intanto, Livigni, quasi no look, Liga va dietro da Consolo, che va corto al centro, palla velenosissimo con Di Lisciandro, e quasi l'aveva anche presa. Livigni allarga molto bene con il mancino, sempre molto elegante, e può partire l'Athletic, palla in verticale per cercare De Simone, viene fermato all'ultimo, Bertucci di testa, l'appoggia al compagno per la conclusione di palla Vecchio che arriva, e poi la Barbera saggiamente sa che quella palla va per terminare fuori, difatti non accenna nemmeno una parata, semplicemente la guarda lì scorrere fuori. Questa difesa del team calcio al momento sta funzionando, con ben 5 giocatori dietro: Savoca, Calabria, Sireci, Marino e Castelli. Sta sicuramente funzionando. De Simone, Falsetti, palla lunga, cercare la velocità da parte di De Simone. Non è andata a buon fine però questa verticale, palla sprecata, insomma. Passano minuti, minuto 15 di gioco, il risultato ancora non si sblocca. L'Atletic ci sta provando, ma effettivamente, a parte quell'occasione lì di Raci, è minuto 8 di gioco, rientrando benissimo. Anzi, minuto 3 di gioco, perché minuto 8 c'è stata la traversa di De Simone. Poi le occasioni stanno un po' latitando, chiaramente questo va bene al team calcio, forse un po' meno all'Athletic. Bertucci sul testo può crossare, bella palla ancora in mezzo per colpo di testa da allontanare da parte di Marino, che poi concede comunque il calcio d'angolo, e dunque si continua ad attaccare, continua l'assedio, vediamo chi batte. Deve essere Mereu. Andrà Mereu con il mancino, vediamo come batterà, probabilmente una conclusione a rientrare, infatti è così, va bellissimo in mezzo con un pallone molto morbido, poi Falsetti cerca di rimettere subito al centro per la spizzata vincente di Capitan Milicia, che non sbaglia, e poi c'è anche una dedica per il numero 5. Viene anche immortalata la foto, da cui purtroppo non riusciamo a capire cosa ci sia scritto, ma intanto il gol è sicuro e suo di Milicia, ma palla geniale da parte di Falsetti, che qui mette una palla veramente bellissima. Bisognava sfruttare i calci piazzati, l'ha fatto l'Athletic al meglio, con questa rete di Capitan Milicia sulla palla veramente molto molto bella messa al centro da Falsetti. È stato bravissimo qui, senza pensarci due volte, con il mancino subito, come viene a mettere dentro questa palla tagliata. Poi Milicia ha messo il piattone, forse è la cosa più semplice, ma il cross di Falsetti è veramente meraviglioso, soltanto da spingere questo pallone. Chiaramente poi serve posizionamento, serve anche calibrare il piede, però insomma
L'assist è meraviglioso. Da parte del numero 3, che diciamo non stava spingendo molto effettivamente, però adesso l'ha fatto in questo calcio d'angolo ed effettivamente ha referto un gran bell'assist. Samuka di prima, adesso la partita si è sbloccata, dunque il team calcio deve cercare di spingere un po' di più. Cerca Samuka, sicuramente un po' si arrabbia con il compagno, con Abbasta, dice non ti spaventare, baci su questo pallone. Samuka con le mani per Ribaudo, vuole girarsi contro Bertucci, duello di fisico, un buon lavoro il difensore, con il petto di Simone, la controlla e poi cerca di tenere questa palla viva. Il passaggio non è dei migliori di Alessandro, capisce tutto in anticipo, poi Ribaudo c'è un fallo precedente, anche qui poteva forse fare continuare, c'erano forse le possibilità di continuare con questa azione. Intanto calcio di punizione con Calabria che sicuramente proverà una sventagliata lunga, perché lo vediamo dalla rincorsa e anche con i tanti uomini che stanno salendo. Sale Samuka, sale Lisciando, Ribaudo, c'è anche Abbasta molto largo. Calabria vuole le seconde palle, di testa arriva però Mereu in anticipo, poi Montalbano lotta, si gira, ma fa un grande lavoro ancora una volta Falsetti, che cerca di fare scorrere questo pallone sulla velocità da parte di La Colla, che sembra aver cambiato posizione o forse semplicemente per questa azione. Quindi rimessa laterale con questa palla allontata da Castelli, ha fatto un buon lavoro sicuramente il terzino, sapendo di non rischiare troppo. Palla dentro con l'esterno, la Barbera, palla che rimane lì per la vecchia e poi sotto porta se lo divora De Simone qui. Ha cercato di ribadire in porta questa conclusione. Non è andata a buon fine al minuto 19 di gioco. Dunque 3 minuti più tardi rispetto al vantaggio dell'Athletic c'è stata la possibilità di trovare questo raddoppio. Se nella traversa di Simone è stato molto molto sfortunato, questa volta secondo me doveva fare un po' meglio. Pressione alta, Castelli messo un po' in difficoltà, Cesarini, poi Marino cerca di giocare il pallone, ma la pressione dell'Athletic è veramente tanto tanto feroce e difatti regala una rimessa. Minuto 20 di gioco, mancano 15 alla fine del primo tempo. Falsetti, Livigni, la controlla, sempre molto elegante, parla vecchio, allarga il gioco da Bertucci, controlla il 2, non può scambiare il pallone, forse si aiuta un po' con il fisico, effettivamente commette fallo. Nel frattempo, quello che stavamo effettivamente ipotizzando non era sbagliato, perché abbiamo visto La Colla sulla fascia sinistra e non era un caso, perché Iraci si è messo a destra, adesso è un cambio per l'attacco, quindi La Colla adesso credo che agirà sull'op di sinistra. De Simone, Iraci, poi mette controtempo Bertucci, non si capiscono i due, prova a rientrare a Basta, cerca una bella giocata, effettivamente gli riesce, ma poi sbaglia il passaggio. Mereu con il mancino, rallenta un po' il gioco, poi Abbasta ancora una volta, alza questo pallone, cerca di lottare Montalbano come può, ma Livigni mette una pezza gigantesca, poi fa partire Falsetti, c'è spazio, La Colla prende posizione sul lato di sinistra, infatti voleva fare una bella giocata qui facendosi passare il pallone, ma poi lo fa comunque con il tacco, ma non è fortunato nel rimpallo che non lo favorisce. Sarà quindi rimessa laterale per l'Atletico e Palermo, minuto 22 di gioco, 1-0 di sconto per chi si fosse sintonizzato qui in questo momento sui canali di Sportisili. Sta molto divertente. Palla lunga, vantaggio nettamente Liga, che rischia un po' questo retropassaggio. Ribaudo non ci arriva, c'è Consolo in anticipo, però passaggio un po' rischioso comunque. Milicia centralmente, parla vecchio, la controlla,
C'è Di Simone che chiede il pallone, ma lui fa tutto solo e sbaglia pure perché poi va a sfondare Cesarini, che ha la peggio ed effettivamente vedere un po' alto da parte dell'otto bianco. Di conseguenza calcio di punizione. Milicia si lamenta un po', dice non è fallo, però a cui sembrava effettivamente di sì. Quando siamo al minuto 23 di gioco, risultato di 1-0, ripetiamo, vantaggio firmato dal capitano Milicia su una bella palla di Falsetti che intanto lo stesso capitano dovrà restituire il pallone, probabilmente no perché era della palla dell'Athletic, quindi giusto così. Liga, Mereu la controlla, se la porta bene in avanti, Mereu guarda la porta, potrebbe anche pensare a un passaggio decisivo, infatti lo fa così, poi cerca il traversone e la colla, palla deviata, sarà calcio d'angolo, quindi per l'Atletico di Palermo che continua ad attaccare, vuole trovare il raddoppio, sa che fare un altro gol potrebbe significare mettere la partita, non dico in cassaforte, però comunque mettere la partita sicuramente in una posizione migliore rispetto a quella odierna. Calcio d'angolo, la versione dentro di Mereu con le mani, arriva la Barbera, poi palla che rimbalza, siamo qui Milicia a fare valere i centimetri, Mereu col tacco in mezzo a due, gran giocata, e col mancino potrebbe anche trovare il traversone, deviazione di Calabria, dritta però tra le braccia della Barbera, ma giocata sontuosa da parte del 10. Palla lunga, poi non si fa fregare dal rimbalzo Livigni che va praticamente con la punta, quasi da futsal, per stoppare questo pallone. Falsetti, Mereu questa volta si addormenta sul pallone ma riesce comunque a riconquistarlo, Mereu ancora, passaggio sbagliato, riesce ad arrivare il rimpallo, la colla, forse non ci arriva, la tiene sì con il tacco, riesce anche a tenere questo pallone lui tra i piedi, De Simone prova una giocata con il tacco, molto complicata, però ha fatto il massimo da lì. La Barbera a lungo, palla che rimbalza, Bertucci non salta, ma la meglio comunque sua basta, bel lavoro da parte di Bertucci, sta giocando bene, Livigni allarga il gioco dalle parti di Mereo che adesso sta cercando di giganteggiare a centrocampo e lo fa molto bene con questo calcio verso la porta, Livigni ancora, la colla, sempre messo un po' controtempo dai compagni, cerca il dribbling che gli riesce il primo, vediamo il secondo, la colla, rientra ancora, poi Rulleta, poi il passaggio da dimenticare col Di Lisciandro che prima cicca, poi comunque riesce a portare il pallone fuori dalla porta, allontana a basta, poi Liga ancora per la colla, dribbling sempre molto positivo Castelli, però insomma la colla fa tanti dribbling da solo, dovrebbe secondo me giocare un po' più con i compagni, ha sicuramente una qualità nel dribbling che è importantissima, però forse è un po' troppe giocate solitarie adesso. Sarà quindi calcio d'angolo, salgono un po' tutti. C'è Iraci che sta lottando con Savoca sul primo palo, palla che rimane lì, parla vecchio con il mancino. Non calcia benissimo, ma forse anche messo un po' in difficoltà dalle tante marcature in maglia verde lì. Ha calciato un po' come veniva. Nel frattempo il tecnico sta parlando con Iraci. Qualche delucidazione per il numero 11 che è partito benissimo, poi un po' si è spento. Chissà che non si accenda tra qualche minuto. Bertucci, palla in verticale per De Simone che prende velocità, ma prende velocità anche il pallone, non ci arriva. Era un'idea corretta sicuramente questa, con Iraci che un po' si arrabbia perché voleva probabilmente questa palla. Calabria la controlla a basta, cerca una palla su ribaudo, Bertucci fa buonissimo lavoro, poi scivola, forse prende anche fallo, ma in realtà fa continuare, poi mi riesce a mettere una pezza gigantesca. Livigni cerca una palla verticale sempre per Iraci, troppi palloni profondi, forse si cerca tanto la velocità di Iraci, di la colla, però insomma serve veramente essere
dei corridori forse per prendere questi palloni. Infatti Irace ancora una volta si lamenta e si arrabbia un po', vorrebbe un po' più, credo, palloni tra i piedi, perché effettivamente abbiamo visto che quando hai palloni tra i piedi i guai possono arrivare. Intanto qui tacco, una sicurezza incredibile da parte della Barbera. Poi Calabria in mezzo a due fa una gran bella giocata, Bertucci scivolata e poi Savoca si accontenta saggiamente della rimessa laterale. Va Savoca a battere con le mani, minuto 28 di gioco, mancano 7 minuti, poi sarà fine primo tempo, intervallo. Bel lavoro di Livigni, che mette anche un po' in realtà in difficoltà i compagni, infatti Liga non va benissimo, Livigni ancora, palla che comunque riesce a passare, Mereu cerca di calciare col sinistro, palla che rimane lì, e poi esce veramente di un non nulla, con la Barbera che mette le mani ma non tocca la palla, esce di poco, ma gran bella azione ancora una volta l'Atletic con Mereu, che forse meriterebbe questo gol per la partita che sta facendo. Lascia lì il pallone a Calabria, la vuole giocare dal basso il team calcio. Sbaglia, bravo Irace a recuperare il pallone, parla vecchio. Livigni, c'è Falsetti che non ha fatto il movimento che forse Livigni avrebbe voluto, ovvero un movimento a tagliare. Falsetti, la colla, scivolata di Castelli, riesce comunque ad andare in mezzo a due, viene fermato, poi allontana la palla come può il team calcio, concedendo comunque sì una rimessa laterale, però sicuramente meglio rispetto a un'azione rimessa con le mani, cercare le torri, palla che passa, De Simone la controlla in mezzo a due, scarica dietro, ancora la colla, traversone con il destro per Irace, che è stato un po' ostacolato da Parlavecchio. E poi la Barbera va lunghissimo, cercare sempre il ribaudo, ma è veramente lasciato sempre solo l'attaccante, capitano Bertucci in anticipo, e saggiamente decide di lasciare questo pallone scorrere in rimessa laterale. Molto bravo, gran partita da parte di Bertucci. Liga, Falsetti, palla in verticale da cercare sempre la velocità, questa volta di colla, fuori gioco, qualche dubbio, forse sembrava potesse essere partito leggermente prima, però ci fidiamo chiaramente del direttore di gara che è più vicino, avrà visto sicuramente meglio. Sarà quindi messa dal fondo, nel frattempo si sta riscaldando anche abbastanza evidentemente Ferrara, che potrebbe entrare, credo, forse aspettando la fine primo tempo, in realtà ora si è seduto, sembrava essere pronto per entrare, o forse semplicemente sta a prendere il pallone che si era allontanato. Falsetti per la colla, palla dall'altro lato verso Bertucci, c'è Iraci, non lo serve, parla vecchio e taglia verso il campo molto bene, poi cerca anche la porta, la Barbera bravissimo qui a posizionarsi nel momento giusto e nel punto giusto soprattutto. Poi Cicca Liga, Ribodo potrebbe attaccare la porta, Milicia invece decide di chiudere la strada, poi è un po' rischioso qui l'aggancio da parte di Consolo. Queste sono le azioni in cui il team calcio deve cercare di attaccare la porta, perché non abbiamo ancora visto un tiro dalle parti di Consolo, però questa poteva creare un'occasione importante, poi tanto cerca la conclusione da fuori, la colla, ma per battere la Barbera serve veramente ben altro. Un gran portiere, sta parando molto molto bene, poteva fare veramente poco sul gol di Milicia, perché lì chiaramente la palla è stata deviata all'ultimo davanti, insomma. Livigni di testa, alza il pallone Milicia, poi Liga, un rimpallo, favorisce di lisciando, poi palla su Ribaudo che può prendere velocità, Falsetti però non è lo stesso avviso, ferma tutto, Consolo. Adesso sta un po' rischiando l'Athletic in fase difensiva, tanta pressione a parte del team calcio, Mereu riesce a rompere le marcature in maglia verde, allarga verso Iraci, va male, Savoca capisce tutto, poi l'anticipa ancora una volta il capitano, Milicia con l'esterno si appoggia, parla vecchio, Bertucci al centro del campo, Liga, dovrebbe servire Falsetti, ma cerca invece l'appoggio semplice su Livigni, viene servito adesso, Falsetti può prendersi
tutto quello spazio, e infatti dà quella palla alla Colla che potrebbe mettere dentro ancora, la Colla va giù e non c'è nulla. Sembrava potesse esserci qualcosina, la Barbera va subito a giocare il pallone, nonostante la lamentele dell'Athletic Club Palermo. Bertocci non perfetto nell'aggancio, ma riesce comunque a controllarla. Qui forse poteva anche starci un calcio di rigore, almeno da qui sembrava potesse effettivamente esserci un fallo, però nel frattempo è molto dolorante qui nel frattempo Sireci, addirittura se sentiamo bene è in lacrime. La peggio dello scontro precedente, ci auguriamo che sia tutto ok per il numero 5, ma sicuramente le urla sembravano urla di dolore, lacrime addirittura per il numero 5. Gioco momentaneamente fermo, 33. Al momento credo che almeno un minuto di recupero a questo punto ci sia. Prima di questa interruzione probabilmente 0, ma adesso sicuramente un minuto mi sembra il minimo. Potrebbe anche sfociare in 2 in realtà. Nel tempo si è rialzato, quindi dovrebbe essere tutto ok. Si è rialzato sì, però in realtà non può mettere nemmeno la gamba a terra, quindi credo ci sarà un cambio, perché sicuramente non può giocare. Questo è sicuramente un brutto colpo per il team calcio, che perde uno dei giocatori che stava meglio giocando e sta riscaldando, infatti un giocatore. Tanto si continua a giocare, parla vecchio per Iraci che prende bene posizione e poi scambia col compagno, si torna dietro Bertucci, calcia, cerca invece una versione dentro ancora molto interessante per il colpo di testa da parte di La Colla, ma la super parata di La Barbera comunque è incredibile. Ma ancora una volta Bertucci mette sempre questi palloni tanto belli in mezzo, ha una capacità di crossare veramente positiva, però credo fosse fuori gioco, perché sicuramente la direzione della Barbera è stata abbastanza evidente, quindi sicuramente non è rimessa dal fondo, credo fosse fuori gioco a questo punto. Da dietro La Colla, intervento molto duro su Montalbano. Siamo già arrivati al minuto 36, quindi siamo già ben oltre i tempi regolamentari del primo tempo. Chissà che non ci sia un ulteriore minuto, però credo possa anche andare bene così, forse. Qua al massimo 50 secondi, dunque per arrivare al minuto 37, già un minuto oltre, dicevamo. Liga, Milicia, bella finta qui sull'arrivo di Ribaudo, che da solo oggi in attacco può fare veramente molto poco. I compagni non lo stanno aiutando molto in zona offensiva. Parla vecchio. Bertucci, parla vecchio ancora. C'è l'inserimento di Iraci alle spalle della difesa, potrebbe arrivarci l'11, cercano 3 persone al centro. La Barbera capisce tutto in anticipo, poi credo una manciata di secondi, e infatti fece qui il primo tempo 1-0 il risultato tra Athletic Palermo e Team Calcio. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida di Club Palermo e Team Calcio, un risultato di 1-0 che è molto divertente. Non fatevi ingannare dal risultato, che può sembrare forse una gara con poche emozioni, ma fidatevi, non è così. Nel frattempo c'è qualche cambio, sembra di no, però adesso daremo contezza successivamente, ma si attende non so cosa, però qualcosa si sta attendendo. Con il direttore di gara che è sì in campo, però sta discutendo con le panchine, perché forse in realtà un cambio c'è per il team calcio. Eh sì, un cambio c'è. Perché entra Francesco Balistreri al posto di Montalbano, e non è l'unico cambio. Vediamo. È uscito anche Castelli in realtà. E infatti Balistreri si mette a destra al posto di Castelli. E quindi non è uscito in realtà Montalbano, che in campo sembrava. Forse c'è stato un cambio in realtà, perché era uscito Montalbano. È stato un cambio probabilmente. Sì, credo proprio di sì. Adesso siamo finalmente pronti per ricominciare. È un Athletic subito molto offensivo. Inizia il secondo tempo di questa sfida. Palla subito sporcata da Milicia. Liga. Milicia ha ancora messo un po' in difficoltà sulla pressione di Abasta. Riesce comunque a lavorare bene il pallone. Poi la deviazione è comunque di Abasta. Anzi no, la deviazione è di Milicia. Dunque rimessa. Si lamenta un po' il capitano. Dice non l'ho toccata io, ma in realtà era molto tranquillamente. Dice no, l'hai toccata tu con il piede. E quindi rimessa laterale per il team calcio, che inizia ad attaccare. Forse per la prima volta in questo match. Ha giocato sempre una gran gara dal punto di vista difensivo, però dal punto di vista offensivo ha fatto vedere veramente poco. Ribaudo lasciato praticamente quasi sempre solo. Ha cercato di fare sportellate con la difesa, però insomma non è facile. Liga. Si prende qualche metro, sbaglia il passaggio di Lisciandro per Ribaudo, preso il controtempo. Sempre Liga in vantaggio, passaggio molto rischioso. Infatti Montalbano addirittura cerca, credo, la porta, ma era meglio forse gestirla questa palla. Per un Athletic che in difesa effettivamente qualcosa la rischia. Nel frattempo Iraci si è rispostato sull'out di sinistra, un po' come abbiamo visto all'inizio del primo tempo. Poi l'abbiamo visto scambiarsi la posizione con Nella Colla, ma adesso sbaglia ancora Liga. Terzo errore consecutivo di Lisciandro, sporca Livigni. Poi la conclusione da parte di Abasta, che termina fuori non di molto, ma effettivamente l'avevamo detto, stava rischiando veramente tantissimo di Club Palermo. Qui ha rischiato veramente di prendere il gol, quando nel frattempo si scaldano praticamente quasi tutti i giocatori, e credo che tra un po' qualche cambio arriverà. Liga, palla in verticale con un ottimo break difensivo da parte di Balistreri. Iraci la controlla molto bene, la porta con la suola, poi cerca una palla in verticale geniale per lo scatto di La Colla. Calabria mette una pezza gigantesca, anche un piccolo dribbling su De Simone, però bella la palla di Iraci. Forse doveva essere leggermente più profonda, però è stata comunque un'idea ottima da parte del numero 11. Livigni, Mereu, c'è il pallone, la controlla col mancino, c'è il taglio di Iraci, sta quasi a prendere il pallone, poi De Simone va dietro da Livigni, si alza anche Bertucci, ma non viene servito in questo momento Milicia. La palla sporcata da Parlovecchio, palla ancora lunga, Liga con il ginocchio chiude tutto. Milicia
alza la palla per l'inserimento di compagni, poi Calabria mette anche lui il tasto stop a questa azione. Bertucci in anticipo, adesso la gara sembra più equilibrata. Bertucci scambia con la colla, palla di ritorno, Bertucci si crossa, bella già sul fondo, traversone sempre molto interessante, questa volta troppo sul secondo palo, Mereu non ci è arrivato, anche il tecnico lo ha chiamato a gran voce. Balistreri fa una gran giocata qui, cerca di dialogare con Montalbano, era 1-2 che stava per funzionare, Iraci non la controlla, l'anticipo poi parte del difensore. Tipo il tecnico Patticinque con Balistreri che è entrato effettivamente molto bene su quella fascia, sta attaccando di più rispetto a Castelli, qui però si dimentica la fase difensiva con Sireci, con Iraci che la tiene pure in campo, o meglio ci prova a tenerla in campo, non ci riesce ma non per molto. La velocità di Iraci può essere uno dei fattori di questo match. Allora è lungo a cercare Abbasta, mette giù con petto e addome Bertucci, poi Di Lisciandro, forse lo tocca anche l'arbitro credo, si ferma, sterzata un po' confusionario qui Di Lisciandro, poi Savoca, palla ottima verso Montalbano ma credo fosse partito anche con una posizione irregolare, almeno a cui sembrava così. Liga, si prende tutto lo spazio a sua disposizione, si appoggia a Mereu, c'è largo Falsetti, c'è il pallone adesso, può avanzare il numero 3, Iraci la controlla, cerca di rientrare, non riesce. Mereu, Falsetti, vince il rimpallo, poi serve Iraci, che posizione regolare, no, però qua Iraci aveva fatto una gran giocata, suola, sinistro destro, insomma se n'era anche andato effettivamente. E va alla Barbera a battere questo calcio di punizione. Nel frattempo continuano a riscaldarsi diversi uomini per l'Athletic Club. Quando sono passati 5 minuti, De Simone, c'è il taglio di La Colla che non arriva, infatti De Simone da quella palla arriva adesso, forse con pizzico di ritardo, riesce comunque a calciare addosso però alla Barbera che blocca senza troppi problemi. Gran partita da parte del portiere, palla alta, liga di testa, giganteggia adesso dopo qualche errore in fase di impostazione, sicuramente è stato molto bravo nei palloni aerei. Mereu per Falsetti, cerca di attaccare con il suo mancino, poi Iraci viene servito ma c'è l'anticipo parte del difensore. Livigni, mancino immediato, poi Milicia vede Bertucci che però forse non arriva, invece sì, ci arriva questa palla, La Colla rientra, poi Abbasta, nasconde il pallone, molto bravo, e Savoca gliela riserve nuovamente ma ci va Cesarini su questa palla. Milicia di prima cerca un controllo difficile, De Simone, rimpallo, Sireci e poi Calabria, sempre molto tranquillo, Di Lisciandro, esterno per la velocità di Abbasta che sicuramente è entrato meglio rispetto al primo tempo. Abbasta vuole puntare alla difesa, si ferma, sterzata, c'è fallo di Bertucci. E quindi calcio di punizione, vediamo come lo batte, ma sul secondo palo direttamente però tra le braccia comunque di Consolo, un po' messo in difficoltà da Montalbano qui. Peraci potrebbe arrivarci, Siraci in anticipo, falsetto, bella palla qui, con il tocco forse con il braccio, no, parte di Marino, poi Ribaudo non crede su questo pallone, doveva invece secondo me crederci, con Consolo. Livigni,
Mereu, c'è tutto solo da quella parte, ma forse è fuori gioco. Invece no, la colla, la Barbera, ancora una volta. E poi sempre il portiere a respingere, ma secondo me forse era leggermente avanti qui la colla. Poi cross di Milicia, infatti anche dagli spalti un po' qualcuno recriminava fuori gioco, effettivamente sembrava così. Iraci giganteggia, grande azione Iraci, ancora viene fermato sul più bello. Poi falsetti. Mereu, Livigni la controlla, potrebbe anche provare a calciare col sinistro, vediamo, Livigni, ancora Livigni, ma tutto solo poi Iraci calcia. Addosso però alla Barbera, serve veramente ben altro per battere un portierone come la Barbera. Veramente uno dei migliori in campo al momento. Liga, arriva su questo pallone, lo insegue Ribaudo, ma lascia soltanto, anzi lo scorta praticamente tra le braccia di Consolo. E dunque Liga fa finta di lanciare, poi si prende tutti i metri davanti. Mereu chiede il pallone, lo riceve in questo momento, alza la testa. Infatti l'inserimento di Iraci alle spalle del difensore. Iraci ancora, Iraci viene fermato, va giù. Scontro con Balisteri, chiedeva qualcosa. E poi la Barbera sbaglia questa rimessa. Falsetti, subito, Liga. Dedic sa che il team calcio è comunque una squadra pericolosa, difatti bisogna trovare il secondo gol, perché avete visto come il team calcio effettivamente nel primo tempo non avesse praticamente quasi mai cercato un'azione offensiva, ma nella seconda frazione lo ha fatto, e quando l'ha fatto effettivamente ha spaventato l'Athletic. Balistreri con le mani di testa Iraci, poi lavora De Simone, Iraci, poi fallo, anzi no, rimessa laterale, io scusa. Livigni col mancino, Milicia, autore del gol, 1-0, passaggio sbagliato, Savoca capisce tutto in anticipo, poi però la colla la meglio perché l'aggancio non è stato fortunato. Savoca in mezzo a due, la colla, gran giocata, ne salta un altro, la colla, traversone per De Simone che non ci arriva invece Iraci da quella parte, Balisteri gli dà fastidio. Adesso Balisteri sicuramente è entrato molto bene, e palla rapida verso il 4 che è fresco, anticipo netto di Falsetti, anche lui tra i migliori in campo. Mereu vuole il tunnel, non gli riesce, ma riesce comunque un altro dribbling di prima De Simone, molto bene su Iraci, che è molto sfortunato però perché si prende questa pallonata. Nel frattempo Milicia parla con il tecnico. Tacco e poi Calabria. Ribaudo mette giù la palla con un po' di difficoltà, ma da pivot lavora bene, poi scivolata di Liga, qui non molla un centimetro, e poi si concede anche un destro-sinistro. Insomma, Liga è scatenato in questo momento. Poi Iraci tocca questa palla, ma non basta per controllarla. Sireci, Balistreri vuole il dribbling, Iraci lo vuole chiudere, quasi riesce, poi Balistreri cerca con un piccolo rimpallo di passare. Liga ancora, Livigni poteva forse allargare prima il gioco, non l'ha fatto, scambia invece adesso con Parlovecchio. Mereu, Falsetti, lo insegue Montalbano, cerca una palla in verticale troppo profonda con Calabria che anticipa anche il portiere. Non aveva sentito probabilmente l'urlo, l'abbiamo sentito noi da qui, da lì secondo me si sentiva anche un po' meglio, però Calabria era forse ormai partito per prendere questo pallone. Falsetti, rimessa un po' rivedibile, traversone dentro per la colla, palla che rimane lì di Simone, calcia non benissimo, conclusione un po' sbilenca, poi abbasta, decide di scortare il pallone fuori perché va bene così, si prende questa rimessa laterale per fare anche un po' rifiatare i suoi, perché l'Atletic in questi ultimi minuti sta cercando di schiacciare il team calcio. Abbiamo fatto un errore, la colla torna dietro, tanto dietro da Mereu, dribbling, rallenta un po' il gioco il 10, Bertucci scambia con Parlovecchio che cerca la porta, va in mezzo, poi lotta con Savoca alla meglio anche con un piccolo rimpallo, scarica dietro, palla per la colla, deviazione, e poi per un non nulla termina fuori, ma
Era veramente pericolosissima questa occasione. C'è però Di Lisciandro a terra. E quindi calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo, che continua ad attaccare. E va sempre Mereu a battere con il suo sinistro. Alza il braccio alla colla, quasi a dire crossa qui. Traversone dentro, arriva di testa Liga, che si è sentito anche l'urlo da parte di Liga a dire no, perché stava effettivamente verso questo pallone. Intanto tocco con il braccio da parte di La Colla. Ed è quindi rimessa, anzi no, calcio di posizione chiaramente, non rimessa, chiedo scusa. Minuto 49, mancano 21 minuti alla fine della partita, 1-0 il risultato, gara veramente tanto ancorata però. Liga non rischia nulla, va dietro da Consolo, palla lunga, salta tutto il centrocampo praticamente del team calcio con questo lancio. Mereu, anche lui bella palla, cercare sia De Simone che La Colla, con la Barbera sempre molto molto bravo qui, con i tempi giusti ad uscire. Poi anche un bel rilancio per Montalbano, che trova questo pallone, cerca di metterlo dentro con Falsetti, che però lo sradica giù e si continua. Mereu, pallone ancora una volta lunga, però facile preda di La Barbera. Cercare secondo me di giocare un po' di più palla al piede, quindi Vigni forse con il braccio, forse dovrebbe secondo me giocare un po' più palla al piede l'Athletic, che ha fatto vedere di avere dei giocatori comunque che quel tipo di fondamentale lo hanno, e anche molto molto positivo. Mi riferisco soprattutto ai Raci, alla Colla. Sono giocatori molto tecnici, forse questi lanci lunghi non li valorizzano molto secondo me, dovrebbero invece puntare maggiormente sulla loro tecnica, sull'uno contro uno. Ne abbiamo visti pochi uno contro uno questa mattinata al Velodromo. Oggi 1 febbraio 2026, siamo entrati nel nuovo mese, ci siamo messi alle spalle. Gennaio, un mese molto molto freddo, ma sembra che febbraio sia abbastanza simile. Bertucci, anticipo di Abbasta, che non ne riesce però a far stare il pallone in campo. Calabria mette una pezza, Cesarini cerca di controllarla, lo fa anche bene, finta contro finta, ne dribbla un altro, bella giocata di Cesarini, che poi cerca un lancio alle spalle per Montalbano, che si scontra con Consolo. Però questa è una bella giocata da parte del team calcio, che sta cercando di ha imposto secondo me la partita nel modo giusto, ovvero ci difendiamo tanto, però poi nel secondo tempo attacchiamo, e più di un'occasione c'è stata effettivamente dei pericoli. Tanto Cesarini e Liga si agganciano un po'. Poi di Lisciandro saltato da Milicia, che fa una gran giocata il capitano, che adesso può allargare il gioco sulla velocità di La Colla, che arriva su questo pallone contro Savoca. Vediamo se lo punta. Finta, sceglie Andrea sul destro, poi viene tallonata ancora una volta, trova comunque un calcio d'angolo, credo il massimo da questo punto di vista. Nel frattempo tra tutti sembra essere Comella quello da entrare, però dallo sguardo sembra, ma in realtà anche Ferrara. Sarà quindi calcio d'angolo con il solito Mereu pronto a battere. Le persone con il mancino a palla che rimane lì. Liga non riesce a calciare, la palla viene allontanata con Ripaudo che può puntare la porta, e uno contro uno, Consolo esce e lo stende, e infatti credo che anche cartellino rosso, e infatti rosso per Consolo. Allora bisogna guardare secondo me tanto le immagini, perché da questo punto di vista
quando il portiere esce così non è sempre rosso. Perché? Perché se c'è un difensore pronto ad intervenire e quindi a difendere la porta, in quel caso non è cartellino rosso, bensì giallo. Però bisogna vedere se effettivamente i difensori che stavano inseguendo Ribaudo fossero effettivamente nelle condizioni di poterlo fermare, perché in quel caso sarebbe stato giallo. Se invece Ribaudo era praticamente solo, in quel caso rosso giusto. Però bisogna, come diciamo sempre, riguardare un attimino le immagini. Scelta dell'arbitro comunque che è stata presa ed è cartellino rosso, quindi per Consolo adesso entrerà Frisco. Prima al posto di chi però ci sono tanti altri giocatori che stanno entrando, praticamente un'altra squadra, c'è Ferrara, c'è Bellavia, c'è Caminita, insomma stanno entrando tutti praticamente. È un Athletic Club 2 nel secondo tempo. Infatti ci sono veramente tanti cambi. Dall'altro lato entra pure Di Falco, credo. No, sembrava di sì. Entra però credo Taormina. Tanto Frisco è entrato al posto di De Simone e dunque va a prendere posto in porta. Per gli altri cambi credo che il tecnico voglia aspettare un pizzico, perché effettivamente fare 5 cambi insieme è un po' complicato. Intanto fuori di Lisciandro, dentro Taormina. Vediamo come impatterà il match. Il numero 15 va subito in area di rigore a saltare. Si continua a riscaldare nel frattempo Parello e Di Falco. Nel frattempo la Barbera a dire ai compagni come posizionarsi. Tanto è calcio di punizione con il Ribaudo che cerca la porta, prende in pieno però parla vecchio. E poi calcio d'angolo. Minuto 55 di gioco. 1-0 il risultato, però non è mai stato così positivo il gioco del team calcio. Savoca chiama i compagni, forse qualche movimento che però non sta notando. Savoca, corner, palla che arriva sul secondo palo, non ci arriva Calabria, che poi di fisico sbraccia un po', è regolare. E poi qui sicuramente non un bel gesto da parte di entrambi, giallo infatti per entrambi. Allora giallo sicuramente per Calabria, giallo non abbiamo capito per chi, forse per la colla, però mettiamo forse perché effettivamente era molto lontano. Sicuramente 2 cartellini gialli. Adesso Vittorio Gara sta iniziando un po' ad uscire i cartellini. Nel frattempo sono pronti 4 cambi in casa Athletic, perché dovrebbero entrare Comella, Caminita anche, Ferrara e Junco. Adesso cerchiamo di capire al posto di chi. Allora, Liga si sta avvicinando alla panchina, quindi credo per Liga, credo anche per Iraci, che è lì. Nel tempo sì, Liga è uscito, quindi fuori Liga, fuori anche molto arrabbiato la colla. Entrano sicuramente Ferrara in difesa, centrocampo Comella e lì davanti Caminita e Junco, quindi sì, ci lascia pure il campo. Adesso vediamo come si ridisegna l'Athletic.
perché sicuramente Junko e Caminita saranno gli uomini più offensivi, ma in realtà no, perché c'è anche Comella, quindi dovrebbe essere forse un nuovo tridente, anche se in realtà di tridente non si parla, perché con l'espulsione è uscito Di Simone, di conseguenza è un attacco a due, quindi Caminita e Junko saranno i due nuovi attaccanti. Ferrara invece si è messo dietro al posto di Liga, stava comunque giocando una gran partita, a parte qualche errore forse della fase iniziale del secondo tempo, poi sta a fare una serie di giocate super positive. Sireci, Cesarini, c'è lo scatto da quella parte di Abbasta che forse poteva essere servito. Bertucci poi di fisico fa un buon lavoro. Traversone ancora una volta e poi quasi beffa Frisco, che è entrato anche a freddo, o meglio in realtà si stava riscaldando, però probabilmente non si aspettava di entrare con così poco preavviso. È stata un po' una doccia fredda dell'espulsione di Consoli. Intanto pronti forse uno o due cambi addirittura, perché sicuramente è pronto Parello per poter entrare anche Di Falco, che in realtà è molto vicino. Io al posto di chi però? Minuto 60 quasi. Si sta giocando poco adesso in questi ultimi minuti. Nel frattempo sta continuando a riscaldarsi Di Falco. Credo che possa entrare nel frattempo fuori. Credo basta. Anzi no, Montalbano. Fuori Montalbano dunque, dentro Parello. Ferrara lanciò subito a cercare Mereu, palla nuovamente allungata e poi la Barbera come sempre giganteggia in porta. Veramente un gran portiere la Barbera. Va subito lungo per cercare il ribaudo, lascia scorrere Milicia, poi Ferrara di testa, c'è Bertucci nello scontro con Abbasta, uno scontro che abbiamo visto per tutta la partita. Sempre Bertucci però ad averne la meglio. Intanto Di Falco sì è pronto ad entrare, però ancora qualche minutino mi sa che dovrà attendere. Poi va giù, si continua, il rimpallo rimane sempre in piedi, ma poteva forse fare continuare level force. Intanto c'è giallo, ecco forse perché, anzi senza il forse, ecco perché ha fischiato, perché chiaramente se c'è in giallo bisogna fischiare sempre, però forse la regola del vantaggio poteva anche essere applicata a ammonirlo successivamente. Era un'azione comunque importante per l'Athletic, con Junko che si stava effettivamente portando poi in zona d'attacco. Nel frattempo calcio di punizione, minuto 61, mancano 9 minuti, ma qualcosina sicuramente si recupererà. Sbaglia qui Milicia, poi Livigno a centrocampo, break, cerca di rubare il pallone Cesarini ma non ci riesce. Bertucci, palla lunga ancora, cercare Caminita, poi lo scontro dritto su Cesarini, forse qui poteva anche starci il fallo. Ribaudo, buon lavoro. Savuka cambia campo da quella parte, c'è però l'anticipo Falsetti che la sta difendendo sul neoentrato Parello che va a rubare anche il pallone, poi va giù, non c'è nulla, si continua, poi Balizzini cerca di mettere il piede ma non riesce a sfuggire dalle marcature. Poi Junko, palla verso Caminita che vuole agganciare, l'anticipo di Calabria, palla lontana come può Marino. Adesso si sta giocando tanto in maniera fisica, abbiamo visto un primo tempo molto molto corretto, secondo tempo non che sia scorretto, però sicuramente molto più fisico rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente. Intanto c'è stata una botta per Cesarini, credo quella di prima. Intanto entra anche, diciamo, la parte medica. Adesso una botta, credo, nella zona occipitale, perché nello scontro precedente sembrava così. Intanto c'è forse un cartellino
Vediamo perché il direttore di gara si sta avvicinando. No, nessun cartellino, semplicemente sta forse sistemando. Allora, pronti altri due cambi perché entrano con la maglia numero 13 Mario Messina e con la 15 Mattia Ulizzi. Allora, Ulizzi al posto di Falsetti dovrebbe giocare a sinistra, non cambia nulla. Messina al posto di Bertucci a destra, quindi cambiano i terzini in questi 7 finali di gioco. Buona gara comunque da parte di Marco Bertucci. Primo tempo sicuramente super positivo, secondo tempo è un po' calato, però credo che sia semplicemente una questione di stanchezza. Ha fatto un gran primo tempo, risultato sempre di 1-0. Ci aspettavamo forse qualche gol in più, dobbiamo essere sinceri. Solitamente nelle gare di queste categorie, under 14, under 15, si segna tanto. Oggi invece sono due squadre che stanno facendo una grande fase difensiva. Questo va sicuramente detto, sottolineato a riprese. Però i gol sono quelli che sono un po' più belli da commentare. Chiaramente oggi stanno un po' mancando, però ci sono state diverse occasioni, ci sono state anche due squadre che si stanno dando battaglia, palloni su palloni. Intanto Cesarini forse esce fuori e credo che il momento di Di Falco sia arrivato, perché l'abbiamo visto riscaldarsi per gran parte del tempo. Eh sì, entra proprio Di Falco che viene preso per mano dal tecnico per questi praticamente 6 minuti finali, 5 minuti in realtà, però credo che qualcosina si recupererà. E dunque fuori Cesarini, dentro Di Falco. Vediamo dove si andrà a schierare, credo a centrocampo. Penso dal punto di vista tattico non cambi nulla, però vediamo se effettivamente... Anzi no, in realtà perché Montalbano, chiedo scusa, a Basta forse sta uscendo. Sì, esce a Basta a posto di Falco, sì, con Cesarini che invece torna in campo, quindi tutto ok per il numero 8. Sembrava che il cambio fosse per l'8, ma in realtà non è così. Non ci rinuncia mai il tecnico a Cesarini. Chiaramente ha fatto una buona partita anche lui. Intanto Di Falco si fa mettere, credo, l'arco sulla sinistra, ma credo sia stato inserito anche per dare una mano maggiore sulla fascia, per cercare di puntare magari nell'1 contro 1, anche se in realtà su quella fascia ora si è messo Milicia, che è un centrale però, perché Messina è andato a fare il difensore centrale proprio accanto a Ferrara, ed invece Milicia si è schierato come terzino al posto di Bertucci, che invece è uscito, ricordiamo, qualche istante fa. Intanto è avuto 60 di gioco, 4 minuti di gioco, ma si è veramente giocato pochissimo negli ultimi minuti, pertanto ci immaginiamo un recupero di almeno 2, se non 3 minuti, forse anche qualcosina di più in realtà, forse 3 li do come base iniziale, potrebbero anche essere 4, effettivamente tra espulsione, cambi e infortunio poco fa. Insomma, credo che 3 minuti forse siano forse proprio il limite minimo, ma minimissimo probabilmente. Credo almeno 4 minuti ci stiano forse. Caminita dialoga con il compagno, Milicia, Balistrea allontana, poi Cesarini mette giù questa palla, cerca di scambiare con Di Falco, prima l'ha toccato, anticipato da Milicia. Poi rimessa con le mani con Savoca. Laggiù. Credo Caminita. No. Deve essere Comella, è stato giù, ma non c'è nulla per il diritto di gara. Palla che passa, va giù Di Falco, ma anche qui fa correre adesso. Ci sono tanti interventi fisici effettivamente, sia da un lato che dall'altro, li stiamo vedendo in più riprese, ma adesso il diritto di gara sta facendo giocare un po' di più. E va Savoca a battere con le mani. Va giù Di Falco, questa volta non c'è nulla. E poi la Barbera dovrebbe arrivare prima su questo pallone, infatti fa così, va a lungo.
Cioè, tutto solo, ma credo fosse fuori gioco anche netto. Junco se la allunga, Junco con il mancino e qui forse la chiude, entra dalla panchina e chiude la partita 2-0, il gol di Jacopo Junco. Qui forse la Barbera non è stato attentissimo come è stato invece per praticamente 70 minuti di gioco, ma Junco è stato anche molto bravo perché col sinistro la mette lì veramente. Ed è 2-0 il risultato quando mancano 1 minuto e mezzo alla fine della partita, ma ripetiamo, ci sarà qualcosa da recuperare. Comunque il pallone Parallo, Balistreri, ma favorisce ancora Parallo di prima. Cesarini 1-2, Balistreri sventagliata direttamente dalle parti di Frisco, che scenderà in campo anche nella prossima partita. Forse sono 5 minuti di recupero addirittura. Ce lo aspettavamo sicuramente 4 magari. Balistreri, Livigni intercetta, palla che viene ancora allungata e poi Frisco saggiamente lascia scorrere, si prende anche qualche secondo in più. Il gol di Junco sicuramente ha un po' tagliato le gambe al team calcio, che comunque ha fatto una buona prestazione. Palla lunga, cercare la velocità di Caminita, c'è ancora Junco tutto solo, potrebbe servirlo, non lo fa. Caminita ancora, rientra sul destro. Poi Comella, c'è una palla, poi favorisce ancora Junco. Calcia addosso alla Barbera, ma da lì Comegna doveva secondo me servire il compagno, non cercare la porta, un po' difficile. Poi Palistri se la porta fuori. Siamo minuto 70, siamo già quindi oltre i tempi regolamentari, ma dovrebbero essere stati 5 minuti di recupero. Ad allungare il pallone Parallo, non ci arriva, si ferma sulla fisicità di Ferrara. Caminita, ancora una volta, bella giocata, Caminita fa tutto solo, poi allarga, favorisce ancora una volta Junco che calcia la Barbera, bravissimo, e poi intervento veramente scomposto con Junco che prende questo fallo e calcio di rigore. Junco ha 2 volte che praticamente va da tutt'altra parte, però le deviazioni del pallone lo favoriscono. Poi questo pallone se l'è preso Comella. Però c'è anche Mereu che è stato su quella palla. Infatti credo vada il 10. In realtà non c'è nessuno sul pallone in questo momento. Intanto c'è un cartellino giallo per forse per Balistri, ma anche qui non siamo sicurissimi perché effettivamente c'era anche il tecnico in campo, quindi in realtà e va Livigni invece a battere. Gran partita, potrebbe anche andare a coronare un gran bel match con un gol, con questo timbro finale. Fischio va Livigni che batte la Barbera e fa il gol del 3-0 su 72 di gioco. Sta dilagando nel finale l'Athletic Club Palermo. Adesso vediamo quanto manca, se ci sarà qualcosa in più da recuperare o se invece il gara fischierà direttamente al 75esimo, perché dovrebbe essere, come dicevamo anche prima, 5 minuti di recupero. Balistreri intanto. Poi abbiamo Balistreri centrale e Calabria a destra.
Messina col tacco, bene. Miliccia allunga ancora il campo a cercare Junco, ma questa volta non ci arriva il 18, che è entrato molto bene, ha fatto il gol del 2-0 e poi si è preso il calcio di rigore, insomma molto molto positivo il suo ingresso. Caminita, c'è Junco, però non lo serve, Caminita fa tutto solo, vuole fare questo gol, Caminita si autolancia, Caminita, esterno della rete, ci sta provando a fare questo gol, però forse c'è stata una deviazione, quindi credo sia calcio d'angolo. 73 e 30 secondi, manca 1 minuto e mezzo, poi come dicevamo anche prima vedremo se effettivamente ci sarà qualcosina in più da recuperare ulteriormente, perché potrebbe essere così. Mereu, calcio d'angolo, spunta di testa Ferrara, palla rimane lì e poi Messina non se lo fa ripetere 2 volte, appena entrato anche lui, spedisce la palla in rete e finisce anche il match con il risultato di 4-0. Vince dunque l'Athletic Club Palermo con questo risultato. Poker decisivo alla fine, il gol di Messina nel finale, ma decisiva sicuramente una grande prestazione da parte dei ragazzi di Mister San Filippo, che vincono 4-0 contro un ottimo team calcio in realtà, che fino al minuto 68 stava perdendo solo con il risultato di 1-0, poi nel finale 3 gol presi, insomma, che sicuramente fanno tornare a casa i ragazzi del team calcio un po' sconsolati, ma in realtà la prestazione è stata comunque secondo me molto positiva. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tutto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisere è tutto, vi ringrazio.